Allora, Giovanni De Ben, il nostro medico forense, il nostro opinionista per quanto riguarda la sanità, ben ritornato, a lei la parola. Ben trovati anche a tutti voi. A Ferragosto è apparsa un'intervista alla Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. I titoli del quotidiano hanno messo così in evidenza la centralità del suo pensiero. È al primo posto della situazione regionale c'è stata la sanità. Peraltro è un argomento che coinvolge più della metà del bilancio regionale ed è qualcosa che riguarda 2.000 euro all'anno per ognuno dei residenti del Friuli Venezia Giulia. Però l'argomento importante è che c'è la legge regionale 17 del 2014 che deve essere applicata, e i punti centrali di questa legge sono una centralità delle cure primarie, dove i medici di medicina generale ma anche il personale del distretto e specialmente gli infermieri hanno un ruolo importante per portare, come dice la Presidente, la sanità in ogni posto della regione. L'auspicio oggi è che non si vedano solamente la parte assistenziale, diagnostico, assistenziale, terapeutica importante, ma che si continuino anche a vedere alcuni aspetti importanti come la prevenzione, sul quale va investito tutto il 5% previsto perché i luoghi di vita e i luoghi di lavoro siano più sicuri. Abbiamo anche sentito prima che gli infortuni sul lavoro continuano a ripetersi, e quello che è anche importante di dare interesse alla riabilitazione, cioè a tutte quelle iniziative che la Regione dovrà organizzare in un piano sanitario di cui dovrebbe essere prossima l'emanazione, perché in una popolazione che invecchia le attività riabilitative sono importanti, perché le malattie cronico-degenerative riducono l'autonomia. Quello che è importante è che questa legge del 2014 sia da ritenere una legge importante, come, parlando di musica, che la partitura è decisamente ottima. Speriamo che la direzione e gli orchestrali sappiano eseguirla con maestria e coinvolgimento di chi le ascolta. Grazie a Giovanni Del Ben, medico forense e per fortuna nostro opinionista per quanto riguarda la sanità.